Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pianeta Oggi Reporter, dunque una puntata diversa dal solito. Vi vogliamo proporre infatti una sintesi, una stretta sintesi del concerto di Natale che si era tenuto all'interno della chiesa di Zerman, siamo in provincia di Treviso. Ci saranno delle interviste all'inizio di presentazione curate da Marilisa Serafin del coro La Gioiosa e dopo quindi inizierà il concerto, alcuni brani i più importanti, i più belli. Dunque, linea adesso a Marilisa per le interviste. Abbiamo qui con noi il presidente di quartiere Prete Pietro. Cosa ci proponete per questa serata e le vostre iniziative per il Natale? Noi sono ormai 23 anni che il sabato prima di Natale organizziamo dei concerti natalizi e questo un po' a conclusione delle attività. Abbiamo una scuola cantorum qui a Zerman che ha oltre 100 anni e con anche repertori del 500, quindi anche con repertori importanti. Sì. E noi come quartiere siamo inseriti in questo contesto perché in queste occasioni consegniamo la pergamena d'argento ai nostri ragazzi che si laureano nell'anno. Questa sera, ad esempio, abbiamo 2 ragazze che si sono laureate e consegneremo la pergamena d'argento. È un riconoscimento a loro per l'impegno che hanno profuso e alle famiglie che le hanno sostenute in questo percorso, perché riteniamo che l'aspetto legato alla cultura sia un aspetto importante, come pure l'aspetto legato alla solidarietà. Sono infatti 23 anni che diciamo che la solidarietà tra famiglie, tra nazioni, tra paesi è importante e diciamo da 23 anni che se viene meno la solidarietà viene meno il vivere civile. Ecco, questo è il messaggio che mandiamo e lo mandiamo proprio in occasione del Natale. Benissimo, allora insieme a questo messaggio mandiamo gli auguri di buon Natale a tutti, anche da parte del nostro presidente di quartiere. Auguri a tutti voi. Abbiamo qui con noi Luigino Rossi, organista della parrocchia di Zerman. Luigino Rossi, ci parli della sua carriera di organista e del concerto di stasera, la sua carriera. Parliamo brevemente. Io mi sono diplomato circa 20 anni fa al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e svolgo attività concertistiche sia come solista, soprattutto come accompagnatore di cori e di musicisti in generale. Parliamo della serata, visto che siamo qui in occasione del concerto. Questo è il 23esimo concerto all'insegna della solidarietà che organizziamo qui a Zerman. Anche normalmente invitiamo formazioni corali. Quest'oggi ci sarà il nostro coro, che è il coro di Zerman con Scio insieme. Abbiamo invitato il coro di Marcone e Frescada e poi ci saranno anche abbiamo invitato gli amici del coro La Genzianella e del coro La Gioiosa. Speriamo che venga tutto bene, sia tutto a posto, naturalmente, che piaccia all'assemblea che partecipa al concerto. Sì, grazie intanto, ma io in genere frequento poco la chiesa, però quando mi trovo dentro con questa suggestione meravigliosa che dà la musica, che è un messaggio universale, mi sento come rinascere. È una cosa positiva e credo comunque che dovremo dedicare molto più tempo a queste cose che alla devastazione, che alla guerra. E credo che la musica sia un legante proprio tra le persone e soprattutto anche nei confronti dei giovani, dei bambini, quindi educare alla musica perché ha una forza meravigliosa di coesione e di espressione. Quindi coltiviamo di più la musica e meno la devastazione e meno la guerra. Ed è tutto da Zerman, la linea torna allo studio.
Riprendiamo dallo studio giusto per concludere qui questa sintesi del concerto di Natale. Ringrazio per la collaborazione Marilisa Serafin che ha curato tutte le interviste dall'interno della chiesa di Zerman. Vi ricordo che siamo in provincia di Treviso, abbiamo voluto così fare una trasmissione un po' più tranquilla, una trasmissione, una parentesi diciamo di relax in occasione di queste festività. Che il Natale comunque, nonché anche poi l'anno nuovo sia motivo di riflessione, perché come avete visto anche dalle nostre trasmissioni siamo di fronte a dei scenari che non sono per niente positivi, non solo per l'Italia ma anche per il mondo intero, quindi riflettiamo tutti quanti assieme. Grazie per averci seguito, a voi tutti buone feste.